1 miliardo di euro di investimenti complessivi, un piano importante per interrare ampi e delicati tratti della rete di elettrodotti gestiti da Terna in Veneto, nell'ottica di un riassetto degli impianti. L'accordo era stato avviato da tempo, ma tenuto, e sempre un gioco di parole, sotto traccia dall'azienda e dalla Regione Veneto, che aveva numerose criticità da dover sistemare, sia per emergenze recenti che per naturale rinnovamento della rete elettrica. Con questa firma che abbiamo tenuto segretata è da 6 mesi che ci sto lavorando con la D Ferraris, e l'interramento totale della Dolo Camin, l'interramento della Auronzo Cortina, sto parlando di linee elettriche, l'interramento di cavi in laguna, la creazione di corridoi verdi sotto i nostri elettrodotti in montagna e molto altro ancora, centri di ricerca, accordi con l'università, tutte cose che sono finanziate in questo 1 miliardo di euro. L'intervento più significativo riguarda gli oltre 400 milioni di euro che Terna ha previsto per l'interramento dell'elettrodotto da Dolo a Camin, in pratica un tratto fondamentale nella Venezia-Padova. Nel bellunese, dopo il maltempo di fine ottobre, ai tempi sono tutti più attenti. La cortina Auronzo, anche in questo caso, interrata rafforzerà la tenuta del sistema elettrico con una seconda linea, cose che fino a poco tempo fa non si potevano prevedere a questi livelli. In 10 anni la tecnologia ha avuto dei cambiamenti, per esempio 10 anni fa sarebbe stato piuttosto difficile proporre un'ipotesi di interramento di una linea della tensione della Dolo Camin di 380. Oggi abbiamo delle dimostrazioni che Terna stessa ha realizzato, per esempio il collegamento sorgente a Rizziconi, un collegamento completamente in cavo sottomarino ed è un 380 e sta funzionando adeguatamente. Quindi oggi la tecnologia ci consente di farlo, va da sé che comunque è anche importante l'ascolto del territorio. Le due cose vanno di pari passo, non le possiamo disgiungere. Nuove tecnologie che prevederanno l'installazione di sensori in punti strategici per rilevare sovraccarichi o altre anomalie, l'applicazione di fibre ottiche, sistemi di elaborazione e analisi avanzate o ancora di telecamere per il monitoraggio ambientale del territorio circostante.